Grazie. Grazie anche agli organizzatori per questa opportunità. Direi che particolarmente io che ho seguito poi i lavori del festival, questa è una sessione particolarmente opportuna perché l'ambiente l'abbiamo un po' appreso in tutti gli interventi che sono susseguiti in questi giorni, può essere riguardato sotto vari aspetti. E direi che un aspetto certe volte un po' sottostimato è quello dell'amministrazione, perché si è parlato molto di giurisprudenza che è elaborato, adesso dirò qualcosa in proposito del concetto di ambiente, si è parlato di legislazione di vario livello, legislazione di livello nazionale, sovranazionale, regionale e oggi si parlerà di amministrazione, con due testimonianze qualificate di amministrazione attiva per concludere il professor Campbelli che in qualche modo darà un inquadramento anche teorico, ecco, quindi qui avremo la parte operativa e lì avremo la parte teorica. Si è partiti molto opportunamente, anche la scelta del festival è di centrare l'attenzione sul paesaggio. Già ieri lo si è detto da parte di vari relatori, in effetti il paesaggio è una parte dell'ambiente, l'ambiente è un concetto sicuramente più comprensivo, però è un concetto che non compare in Costituzione, come non compare in tutte le Costituzioni coeve alla nostra, un concetto ancora sconosciuto. Compare con la riforma del titolo V, però diciamo la tutela dell'ambiente che compare nell'articolo 117 è un concetto molto più funzionale a una ripartizione di competenze tra Stato e Regione, non a caso la tutela dell'ambiente è intestata alla potestà esclusiva dello Stato. Questo non esclude però che l'ambiente è stato oggetto di elaborazione, sia per il maturare di una coscienza sociale al riguardo, ma sia anche sotto il profilo proprio strettamente giuridico grazie all'apporto di vari attori di cui appunto dicevo prima. Da una parte la giurisprudenza che ha elaborato questo concetto, dall'altra parte la legislazione che ha conosciuto tappe importanti al riguardo e dall'altra parte anche grazie al ruolo della pubblica amministrazione. Volevo richiamare due concetti in riferimento alla giurisprudenza. Premesso che la giurisprudenza ha dato apporti in riferimento alla elaborazione dell'ambiente e della definizione dell'ambiente, sia a livello di giurisprudenza comune, sia a livello di giurisprudenza costituzionale. Come giurisprudenza comune basti accennare al fatto che la Cassazione già negli anni 70 riconosceva un diritto all'ambiente salubre, che già era un passaggio significativo, diciamo, visto che l'ambiente appunto non trovava di per sé il diritto di cittadinanza in Costituzione e nemmeno nella legislazione ordinaria. Dall'altra parte basti pensare alla giurisdizione amministrativa, ai giudici amministrativi che negli anni 70 già riconoscevano alle associazioni che si proponevano la tutela dell'ambiente di impugnare atti amministrativi, quindi riconoscendo queste associazioni come esponenziali di interessi collettivi. Anche questo è stato un passo che ha fatto la giurisprudenza in qualche modo molto proprio. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Costituzionale, gli apporti sono tanti e qualificati. Io mi limito, per non rubare neanche tempo alle relatrici, a pochissimi accenni. Intanto già negli anni 60 la Corte, intervenendo sulla vecchia legge del 1939 di protezione delle bellezze naturali, aveva modo di dire tante cose sulla tutela del paesaggio, sui vincoli paesaggistici, precisando che il vincolo paesaggistico inerisce a un bene non intanto in quanto è l'amministrazione in qualche modo che lo vincola, ma perché il bene nasce così, quindi per sua natura ha questa destinazione e diciamo va tutelato e quindi, dice la Corte, non è oggetto di indennizzo, e questo è stata un'affermazione anche importante.
Negli anni '80 la Corte fu chiamata a pronunciarsi in tutte le leggi poi che intervenivano in tema di ambiente, ad esempio sulla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente degli anni '80 la Corte intervenne in sostanza rigettando le preoccupazioni della Regione, nel senso che il Ministero dell'Ambiente incarnava l'esigenza che ci fosse una gestione unitaria delle problematiche ambientali e faceva trapelare il valore dell'ambiente richiamando l'articolo 9 naturalmente, ma anche l'articolo 32 che tutela la salute, e quindi giustificando i poteri dello Stato al riguardo, perché era l'espressione, si diceva, di un interesse nazionale unitario e infrazionabile. Forse la sentenza più significativa però fu sentenza di metà degli anni 80, nell'86, che riguardava la legge Galasso, che fu la prima che in qualche modo intendeva proteggere l'ambiente in maniera, diciamo così, ex professo, diciamo, ecco, in maniera esplicita. E la legge, in questa sentenza la Corte spiega come ci fu uno scarto, ecco, tra la tutela prevista nella vecchia legge del 39 che proteggeva i beni isolatamente considerati, e la legge dell'85, la legge appunto Galasso, che adesso poi è rifluita nel codice dei beni culturali, che invece introduceva una protezione, diciamo, dell'ambiente improntata in integralità, dice la Corte letteralmente, in globalità, quindi diciamo un approccio sicuramente di sistema. Questo si basava ancora però sull'articolo 9, che veniva declinato, forse con qualche enfasi, forse ce lo spiegherà anche il professor Cammelli, veniva declinato l'articolo 9 come un valore primario nel nostro ordinamento, addirittura, guardate bene, insuscettibile di essere subordinato, cito la sentenza, a qualsiasi altro. Quindi qui c'è la massima estensione della tutela del diritto dell'ambiente radicato sull'articolo 9, in cui sembra addirittura che sia un bene non soggetto a bilanciamento. Però la giurisprudenza poi va avanti, le tappe sono molte, eccetera, e volevo solo arrivare, ecco, introducendo poi l'intervento della dottoressa Postiglione, a una sentenza recente, siamo al 2013, la questione ILVA. La questione ILVA è una questione molto complessa ed è un caso di scuola, perché vede poi, no, è un intreccio tra attività dell'amministrazione, della giurisdizione, della legislazione e della Corte Costituzionale, quindi è un puzzle molto complesso. Però dopo che ci fu un intervento legislativo sotto forma di decreto legge che in qualche modo, come ricordate, forse legittimò la continuazione dell'attività pur a certe condizioni, è interessante, per questo mi richiamo la dottoressa Postiglione e introduciamo il suo discorso. La Corte operò in quella sentenza dell'85 del 2013 valutando una legge che era intervenuta per sopperire a una situazione di emergenza e in qualche modo partì sì dal richiamo all'ambiente come bene primario, come faceva la sentenza dell'86 che prima citato, però pur nella sua primarietà, disse la Corte, non è un valore, non è un principio che si sottrae al bilanciamento. Questo è un discorso che la Corte fa sempre negli ultimi anni: nessun principio si sottrae al bilanciamento, non c'è una gerarchia di valori nella Costituzione, e quindi anche in questo caso la Corte bilanciò i vari principi che venivano in collisione nel caso. Se, come ci ricordava ieri Andrea Morrone, in genere si delinea un conflitto tra articolo 9, tutela dell'ambiente, e esigenze della produzione economica, tradizionalmente si immaginava, si verifica questo conflitto. In questo caso qua c'era un conflitto tra l'articolo 9, tutela dell'ambiente, e esigenze di tutela del lavoro, della piena occupazione, e quindi con l'emergenza legata al lavoro. E quindi in questo caso la Corte disse che era ragionevole in una situazione di emergenza tutelare questo principio, pur con le garanzie del caso, e quindi in sostanza quel decreto legge che operava il bilanciamento si disse era ragionevole. Però
badate bene, una ragionevolezza legata alla necessità di sopperire a condizioni di emergenza. Quindi direi che questo spunto mi induce a cedere la parola alla dottoressa Postiglione, che proprio di questo parlerà, dell'approccio alle situazioni di emergenza in riferimento alla tutela dell'ambiente. Grazie, la parola alla dottoressa. Grazie. Un grazie che vorrei ripetere 3 volte a chi mi ha invitato qui oggi per 3 motivi molto diversi. Il primo, per avermi fatto conoscere questo festival. Mea culpa, purtroppo a Roma spesso l'eco di ciò che virtuosamente avviene sul territorio non sempre arriva, quindi nonostante la Costituzione rappresenti per me un punto di riferimento, che è sempre stato nel mio lavoro anche diverso che ho fatto, quindi mi sento particolarmente legata alla nostra carta. Non conoscevo questa iniziativa di cui sono invece veramente felice e quindi tanto più onorata di farne parte da quest'anno e di continuerò a seguire negli anni prossimi. Il secondo motivo di ringraziamento, e poi vado al tema, è legato invece ad avermi fatto conoscere questo pezzo di Friuli che mi mancava. Quando dico questo pezzo mi riferisco a San Daniele, perché chiaramente, essendomi occupata per tanti anni di protezione civile, come immaginate bene, questi territori sono territori familiari, perché si dice non a caso che sia nata proprio qui la protezione civile, in quel lontano 76. Il terzo motivo è perché mi avete consentito di rileggermi un documento interessantissimo che sono gli atti preparatori, cioè gli atti che poi hanno portato all'approvazione della nostra Costituzione, quindi i lavori di commissioni, sottocommissioni che si dedicarono all'articolo 9. Lì il primo brivido arriva quando si pensa che dietro a quelle parole hanno lavorato Concetto Marchesi e Aldo Moro, e allora, come dire, si è maggiormente ispirati a far bene il proprio dovere in questo paese. E quindi è da qui in qualche modo che parto, andando poi ad affrontare il tema dell'emergenza, ma ancora in maniera più ampia il tema della protezione civile, perché poi utilizzerò questa occasione e sono felice di vedere un po' di divise colorate che appartengono a un pezzo importante del nostro sistema italiano di protezione civile, che è il volontariato organizzato, che anche in questa terra tra l'altro esprime delle grandissime eccellenze, ma che è un pezzo. Molto spesso noi siamo, e voi in Friuli siete assolutamente privilegiati da questo punto di vista, perché in quelle divise identificate chi effettivamente in una situazione di emergenza per primo, insieme ad altre divise, arriva per portare soccorso, per portare assistenza. Molto spesso questa visione finisce per essere anche una visione però un po' limitata, da una parte finendo per identificare la protezione civile in corpo e dall'altra assimilando poi il tema della protezione civile all'emergenza. In realtà è del ragionamento che voglio sviluppare con voi oggi, chiaramente tenendomi sul tema della tutela del paesaggio. C'è, rispetto al soccorso e all'assistenza, c'è un prima e c'è un dopo, quindi la protezione civile è un ciclo che va dalla previsione, alla prevenzione, al soccorso, all'assistenza, fino alla ricostruzione, al ripristino delle condizioni ordinarie, ed è in tutto questo percorso, in tutto questo ciclo, che noi dobbiamo andare a leggere poi come il bilanciamento degli interessi si deve andare in qualche modo a combinare. Seconda premessa importante per capire i miei ragionamenti è appunto capire effettivamente che cosa intendiamo con sistema di protezione civile, perché questo ci aiuta a capire anche bene che cosa poi succede in una situazione di protezione civile rispetto al tema del patrimonio culturale, naturale, del paesaggio, dei beni in generale. Ed è, credo, una delle espressioni più belle, il Servizio Nazionale di Protezione Civile, della nostra unità paese, perché la legge lo descrive come una funzione. Protezione civile è una funzione attribuita a diversi soggetti che tutti insieme, facendo sistema, fanno protezione civile. Vuol dire che a casa propria, dai vigili del fuoco alle forze armate, dal volontariato alle amministrazioni centrali, regionali, fino ai comuni, ciascuno a casa propria fa protezione civile e poi la fa tutta assieme quando si tratta di programmare, di pianificare, di gestire, di superare le emergenze. Questo è importante perché da qui viene fuori un tema che
che è essenziale nella lettura poi di che cosa significa tutela del paesaggio. La verità è che gli interventi, le azioni, i programmi funzionano laddove c'è una coralità di visione, laddove si perde una visione settoriale delle cose e si prova ad allargare gli orizzonti. Questa è una delle cose più difficili nel nostro paese, cioè lavorare in squadra, lavorare assieme, lavorare per obiettivi comuni, tenendo l'argine delle proprie competenze, come giusto che sia, perché di quelle competenze si porta la responsabilità, e anzi se magari in alcuni casi fossero più chiari sarebbe più facile riconoscere le responsabilità, assicurare giustizia e quindi dare fiducia ai cittadini, perché poi è tutto un ciclo. E non lo tiro fuori a caso questo tema, ma non lo farò io perché l'hanno già fatto e lo faranno poi. Il tema di capire per bene che cosa sono ambiente, paesaggio, bene culturale, eccetera, eccetera, è un tema fondamentale perché ritorna sulle competenze e tornando sulle competenze torna su chi deve fare cosa e chi ne porta la responsabilità. Allora, questa attività che è la cosa più difficile effettivamente nel nostro paese, cioè mettere attorno a un tavolo. Quando noi raccontiamo che cos'è la protezione civile diciamo è un tavolo di coordinamento, perché è precisamente così, è una rappresentazione plastica vera, probabilmente chi si occupa di protezione civile in Friuli ha avuto modo, oltre che di vivere Palma Nova, che è una realtà bellissima, la sala operativa di Palma Nova, la struttura, anche di visitare la sala operativa nazionale, dove vedrà delle sedi con sopra dei cartellini in cui c'è scritto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il capo dei Vigili del Fuoco, la rappresentanza delle regioni, il Servizio Sanitario Nazionale e via dicendo. Tutti soggetti che rispetto a un'emergenza hanno la propria competenza, che assumono insieme delle decisioni avendo un obiettivo comune, che è la salvaguardia della vita delle persone, del territorio, dell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle decisioni prese in maniera comune vengono poi declinate ciascuno a casa propria con le proprie responsabilità, con le proprie gerarchie, con le proprie catene di comando, si dice per chi fa questo mestiere, senza invasioni di campo, ma appunto in una visione collettiva. Quella visione collettiva che, su questo sono certa che dirà anche la collega, perché non c'è grande differenza poi a livello nazionale, a livello territoriale, di quanto sia intricata la rete di chi poi si deve prendere le responsabilità, è talmente intricata spesso anche a chi ne fa parte di quella rete, figuriamoci a un cittadino che guarda da fuori e vorrebbe capire generalmente con chi se la deve prendere, ma nei casi più positivi anche con chi deve collaborare per poter fare delle cose. E quindi magicamente quella rete, che ordinariamente non esiste, si compone, perché l'Italia in questo è un paese grande, nel momento in cui c'è un nemico comune da fronteggiare. Quando scatta l'emergenza sappiamo dare il meglio di noi. Questo sappiamo dare il meglio di noi risponde al fatto che mettiamo da parte, e anche questo è un tema, l'interesse singolo e pensiamo al bene comune. Se ci pensate è la lettura dell'articolo 9. Devo dire, e lo dico non da addetta lavori, quindi il professore e gli altri presenti in sala che di questo si occupano magari mi tireranno orecchie per la mia lettura, però quelle due parole, Repubblica e Nazione, nell'articolo 9, che non sono messe lì a caso, sono assolutamente evocative di questo tutto in qualche modo, dove nella Repubblica noi dobbiamo leggere anche il cittadino. La Repubblica non stiamo parlando di Stato, di regioni, di comuni, di enti, ma dobbiamo leggere il paese nel suo complesso, ed ecco che quindi l'articolo 9 è anche nella responsabilità del cittadino, e su questo ci torno, così come presi dal definire ma i beni quali, i beni tutti, i beni dell'individuo, i beni dello Stato, i beni della regione, di quale territorio, le autonomie, eccetera, eccetera, si sgombra il campo e si usa questa bellissima espressione: tutela del paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. E allora in tutto questo c'è anche appunto poi questo tema della responsabilità di ciascuno e della competenza, che chiaramente deve essere distribuita, ma della visione collettiva. E allora andiamo al ragionamento. Come lo dobbiamo leggere tutto questo in protezione civile? Allora, a me piace moltissimo, lo condivido con voi oggi, nella ricerca di un'espressione che sia quella giusta, al di là della tecnicalità del tutto, quindi paesaggio, ambiente o quant'altro, patrimonio e via dicendo. Papa Francesco, nella sua solita straordinaria semplicità, nell'enciclica
Laudato Si, quando parla, affronta come gli altri pontefici, anche questo non è casuale evidentemente, il tema dell'ecologia, diciamo così, in senso generale, la chiama casa comune, che è un'espressione bellissima. Casa comune intendendo per l'enciclica sulla cura della casa comune, intendendo proprio quello che in qualche modo i nostri costituenti evidentemente andavano a immaginare. E per questa cura richiama con un'espressione che chiaramente dobbiamo attribuire a chi nella vita è ruolo di pontefice, occorre una nuova solidarietà universale. Allora vedete che torna ancora questo tema, cioè torna il tema che non possiamo mettere questa responsabilità, questa cura in capo ad uno o più soggetti soli, ma che invece serve addirittura una solidarietà universale. E chiudo con le citazioni, ma veramente ci tenevo a condividerle con voi perché poi mi hanno illuminato anche rispetto al mio specifico lavoro ormai in parte di un tempo, perché come si ricordava da qualche mese non mi occupo più di protezione civile, ma di una cosa che non è molto lontana, che si chiama servizio civile e che è molto legata ai temi di cui stiamo parlando, e anche su questo ci torno. E volevo ricordare con voi un'altra, probabilmente sarà stato già fatto nei giorni passati, un'altra importantissimo richiamo che fece l'allora Presidente Ciampi in occasione di un'importante iniziativa, quando disse: la Costituzione di fatto ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza degli italiani. Questo per dire che questo bene comune, questa casa comune, noi ce l'abbiamo nel DNA. Venendo stamattina qui in questo posto, e non possiamo far finta di stare in un luogo qualsiasi, anche questo, no? Poi quanto il bello, il valore condiziona le nostre vite. Non stiamo tenendo questo seminario, questo incontro magari in una recente scuola di quelle costruite fine anni 60, anni 70, dove si pretende che gli insegnanti facciano cultura, insegnino il bello ai ragazzi in un contesto che spesso è un contesto che ha difficoltà a farsi guardare, invece i luoghi belli evidentemente ispirano. Sono passata da questo scrigno meraviglioso che avete a San Daniele, che è la chiesa di Sant'Antonio Abate, e chiaramente leggendo e ascoltando la guida si apprende che quell'insediamento che risale all'inizio del 1300 e 1308 subì immediatamente una devastazione di un terremoto, guarda un po', quello del 1348. Il patriarca aveva già deciso di demolire tutto e costruire altrove, invece la comunità decise di riparare, di insistere, di mantenere, di conservare, così è stato fatto. Quella chiesa ha subito un altro violentissimo terremoto, che è quello del 76, è stata nuovamente riparata e oggi è a nostra disposizione. E quindi siamo arrivati al tema. Cosa succede in una situazione di emergenza a tutto ciò che è patrimonio che non riguarda le persone? Si parlava prima di bilanciamento di principi. C'è una fase, che è la fase del soccorso, che inevitabilmente ha uno, perché qui non stiamo nel bilanciamento della Costituzione, evidentemente ha uno e un solo interesse: salvare vite umane. Rispetto a quel salvare vite umane, lo dico in maniera diretta, senza tanti fronzoli, li potrei usare per ammorbidire, ma non avrebbero attinenza con la realtà. Di fronte al salvataggio della vita umana non c'è bene, patrimonio, principio che regga. Vi faccio un esempio, anche questo crudo, che le 40 persone da ritrovare fossero nell'albergo Rigopiano, che è una costruzione relativamente recente, o fossero nella Basilica di Assisi, per i vigili del fuoco e il soccorso alpino e i soccorritori in generale che dovevano operare non c'era alcuna differenza. Se c'era da buttare giù si buttava giù, se c'era da scavare c'era da scavare, e al resto si pensava poi. E non credo possa essere altrimenti, perché è evidente che quello è un bene, è un principio supremo, superiore della salvezza della vita umana. Allora quindi c'è questa fase, che è la fase del soccorso, che ahimè in quest'ultima lunghissima emergenza del centro Italia si è ripetuta più volte, perché la straordinarietà di questo evento, qualcosa simile lo avete vissuto in meno giovani anche in Friuli, con i primi eventi di maggio, poi ripetuti a settembre, quindi una fase di soccorso che ritorna.
in Centro Italia è stato un continuum, perché non appena si pensava di aver finalmente chiuso la prima fase, cominciava la seconda, si ripartiva addirittura a Norcia quando arriva il terremoto devastante del 30 ottobre, non solo non c'erano più tendopoli e quant'altro, ma stavamo mettendo su le famose casette che avrebbero ospitato le persone, e invece si ricominciò in parallelo a mettere giù tende e via dicendo. Allora, quella fase lì è una fase che riguarda un bene solo, che è la vita delle persone. Ma c'è una fase immediatamente successiva, e tenete conto che il soccorso ha la sua massima intensità nelle prime 72 ore dell'emergenza. Quella è la fase vera del soccorso, che spesso ha code lunghe, ci sono, grazie al cielo, ricerche e soccorsi che vanno avanti per settimane, casi miracolosi dove si riesce a sopravvivere alle macerie anche magari dopo 6-7 giorni. Però la fase acuta è quella lì. In parallelo, ma poi chiaramente si chiude il soccorso e si parte verso l'assistenza, comincia una fase di assistenza che invece significa altra cosa. Bene, abbiamo recuperato chi potevamo recuperare, abbiamo portato nelle strutture sanitarie chi deve essere assistito, quindi i feriti più o meno gravi e via dicendo. Abbiamo un'esigenza gigantesca, che è dare un tetto a chi il tetto non ce l'ha più. Questo tetto chiaramente non è sempre uguale a se stesso. Il tetto si sceglie in funzione di moltissime cose. Questo, ahimè, se mi chiedeste qual è il rammarico più grande che ho dopo tanti anni di lavoro lì, è che è proprio difficile riuscire a far capire che, e lo dico in una terra che ha fatto del modello Friuli giustamente un fiore all'occhiello, che però il modello non esiste. Non c'è un modello che va bene per tutte le stagioni, come si direbbe. Grazie al cielo, perché questo risponde al fatto che il nostro paese non è un paese uguale lungo tutto lo stivale, non è uguale per il territorio, non è uguale per le condizioni a contorno, non è uguale per l'ordinarietà della vita. Che cosa cerca il cittadino colpito da un terremoto? Cerca di riavere quello che aveva prima. Quello che aveva prima non è uguale da nord a sud, nel bene e nel male. Io sono del sud, quindi sono salernitana e sono felice di esserlo. Nella mia terra ci sono differenze gigantesche rispetto alla vostra, nel bene e nel male. La mia qualità ordinaria della vita non è la qualità ordinaria di vita di altri posti. Allora questo fa differenza la comunità. A distanza di pochi anni ci sono terremoti che riguardano posti completamente diversi, ne cito due, Centro Italia e l'Emilia, posti completamente diversi. Il tipo di comunità che insisteva nelle zone del Modenese, di Reggio, di Bologna, eccetera, è una comunità profondamente diversa dalla comunità del nostro Appennino. L'Emilia è una terra di aziende, è una terra di sviluppo, è una terra di economia, è una terra di rilancio. Ci hanno messo pochissime settimane gli impianti danneggiatissimi, perché i famosi capannoni industriali hanno avuto dei danni terrificanti, e poi ci torno perché fra un attimo parliamo di prevenzione, ripartono immediatamente, ma quella terra è una terra profondamente diversa dal nostro Appennino, fatto di piccoli comuni, molto spesso con popolazione intorno ai 1000 abitanti, terre in spopolamento prima che arrivasse il terremoto, terre fatte da persone per lo più anziane che conoscono come casa solo quella per cui spostarsi non dall'altra parte del proprio paese, ma di 15 chilometri diventa impensabile, improponibile. Ci può piacere o non ci può piacere, ma questo è. E allora è chiaro che non esiste il modello unico. Non è immaginabile che si possa fronteggiare un'emergenza allo stesso modo, perché cambiano le comunità, cambiano i contesti sociali, economici, culturali, e mi permetto di dire che la nostra protezione civile, che è veramente una struttura eccellente del paese, ha ancora questa debolezza, e cioè ancora molto concentrata, lo ero io stessa quando lavoravo lì, sugli aspetti più tecnici dell'emergenza, su cui sinceramente veramente abbiamo raggiunto livelli di grande professionalità, e cioè
tecnologia, l'organizzazione, la strutturazione eccetera, e forse un po' più di tempo e di testa dovremmo dedicare invece al sistema fatto invece di relazioni, di comunità, di capire come gli eventi impattano invece sulla vita sociale delle persone, e quindi arrivo anche al tema del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Ebbene, quindi vi dicevo, si fronteggia l'emergenza secondo modelli che devono giustamente essere calati sulla singola realtà quando l'evento accade. Nella fase dell'assistenza, accanto alle persone, cominciano a comparire gli altri pezzi che compongono la nostra vita. Assistenza innanzitutto significa dare da dormire e da mangiare alla gente, che sembra una banalità, ma una banalità non è, quando, come per il terremoto dell'Abruzzo nel 2009, le persone da assistere erano 70.000. 70.000 persone provenienti per lo più da una città unica, che era l'Aquila, che è l'Aquila. Poi quando si fanno i paragoni tra i terremoti ci si dimentica questo: l'Aquila, capoluogo di provincia, capoluogo di regione, con l'Aquila fu colpito completamente l'Abruzzo. Vennero giù banalmente tutti i palazzi di governo, dalla regione alla prefettura, alla provincia, alle sovrintendenze, alla questura, ai vigili del fuoco. Cioè vuol dire che tu azzeri il sistema che ordinariamente gestisce un posto. Non è ve lo dice, io grazie al cielo posso parlare, siccome le ho fatte tutte, non ho nessun interesse a difendere nessuno, perché tanto io ce l'ho sempre, quindi potete colpirmi dove volete, ma non è la stessa cosa 40.000 persone di un unico luogo e 40.000 persone che si compongono di tanti luoghi diversi. Posti importantissimi che rappresentano la nostra storia, la nostra cultura. Amatrice è una perla del nostro Appennino, ma è un paesino, continuo ad essere cruda perché tanto stiamo parlando così, per capirci, è un paesino che nel complesso della vita amministrativa della regione Lazio c'è o non c'è, paradossalmente sembra non fare la differenza. Però questo per dire come è evidente che sono cose diverse, ma torniamo al tema. Anche quando comincia l'assistenza, comincia la fase in cui ci si prende cura delle persone e dei luoghi in termini virtuali, non solo fisici, che quelle persone abitavano. E in quei luoghi c'è il paesaggio e c'è il patrimonio storico-artistico. Quando in una lettura fatta ex post di chi studia le carte dice ops, ma emergenza, urgenza, poteri straordinari, deroghe, per costruire in fretta i luoghi dove ospitare le persone, è giusto, perché bisogna dare un tetto alle persone. Ma se già andiamo oltre quello, se già non stiamo parlando più del luogo dove vanno a dormire o della mensa, ma stiamo parlando del centro di aggregazione, stiamo parlando del luogo della comunità dove svolgere la propria indole religiosa, però allora è un'altra cosa, non è prima necessità. E allora noi qui però dobbiamo fare pace con noi stessi. Noi stiamo parlando di individui o stiamo parlando di comunità? Perché se stiamo parlando di individui, hanno ragione quelli che guardano le carte. Si prende la persona, si trasporta in un albergo lungo la costa, gli si dà da mangiare e da dormire e abbiamo assolto il nostro compito istituzionale di salvaguardare la vita delle persone. Ma la vita di una persona di Amatrice è svegliarsi in albergo la mattina in una camera per quanto grande X per X e ritornare a dormire in quella stessa stanza e di giorno andare non so dove, al di fuori di quella che era la propria comunità e la propria identità. È la stessa cosa? Non è la stessa cosa. E allora o si parte dall'idea che il paesaggio, il patrimonio, parlo di questo ma potrei parlare di altro evidentemente, il patrimonio storico-artistico della nazione sono la vita delle persone e quindi sono un tutt'uno, e quindi passata quella prima fase del soccorso evidentemente la fase dell'assistenza deve prevedere anche questo, ed è quello che la protezione civile prova quando meglio, quando peggio a fare, cioè di costruire il tessuto, dove tessuto implico tutto, cioè di creare un luogo dove si può svolgere una funzione religiosa, dove si può fare scuola ai bambini. È scientificamente dimostrato che il trauma che tutti nei sistemi eccellenti e in quelli meno eccellenti, i bambini che subiscono un terremoto e che si porteranno dietro tutta la vita, quel trauma è più attutito se si restituisce ai bambini un'ordinarietà, una regola di vita che prima avevano, che scandiva le loro giornate. Se la scuola non ce l'ho più, devo fare in modo
di dare una scuola ai ragazzi, e non a caso si fa lezione sotto le tende in una situazione di emergenza, come gli stessi maestri che avevano prima, perché se ne arriva anche il maestro più bravo dall'altra parte d'Italia, è evidente che il trauma continua 10 volte di più, con un'attenzione particolare, ne parlavamo stamattina. La differenza che fa un terremoto, parlo di un terremoto perché è l'evento per eccellenza, ma lo potete chiaramente estendere a qualsiasi tipo di calamità che riguarda il nostro paese, la differenza che fa un evento in un luogo in cui si registrano vittime e quello stesso evento dove le vittime non ci sono. E questo lo sapete anche da questo territorio, è evidente che c'è completamente una situazione differente, e quella situazione differente va conosciuta e va trattata in maniera diversa. Un luogo come Vico Amatrice, ma posso dire Sarno, di cui abbiamo ahimè celebrato l'anniversario qualche giorno fa, il 5 di maggio, in cui muoiono a Sarno 190 persone di una piccola comunità. E la comunità, certo, vuole ripartire, tutte le comunità vogliono ripartire, ma c'è un lutto da elaborare pazzesco. Oppure, per non andare molto lontano, territorialmente parlando, il Vajont. Il Vajont del 63 non è che cancella solo Longarone, cancella le generazioni future, e allora lì ricostruire, che non è solo ricostruire le case, è evidentemente un processo più complicato. Torniamo, e poi vado a chiudere perché il tempo scorre. Torniamo rapidamente al tema. Allora, tutte queste cose servono per darvi essenzialmente questo messaggio. Non è immaginabile gestire un'emergenza di protezione civile soffermandosi sui bisogni primari delle persone, dove per bisogni primari intendiamo appunto una sopravvivenza. L'emergenza deve fare i conti con invece un recupero, un ripristino di tutto ciò che rappresentava la vita di quelle comunità. Non è un caso che simboli delle ricostruzioni diventano i luoghi della bellezza e della cultura. Benzone che è stato un sogno, ci sono voluti 20 anni per ricostruire il Duomo di Benzone, perché si è fatta una scelta precisa: raccogliere pietra, rimetterla in piedi. 20 anni. Questo lo dico perché poi quando si leggono i tempi delle emergenze di oggi si dice oh, queste emergenze lunghe. Dipende. Una cosa è tirare su una casetta, una villetta di periferia che non deve dare conto a nessuno perché è venuta giù, appartiene al proprietario, la ricostruisco anche così com'era, dov'era. Una cosa è rimettere mano all'edificio del centro storico dell'Aquila, vincolato, come è giusto che sia, perché sennò l'Aquila non è l'Aquila, dove in quella palazzina non c'è un proprietario. Pensate alle riunioni di condominio ordinarie del vostro palazzo, ma perché poi in emergenza dovrebbe funzionare tutto bene, se ordinariamente il nostro paese è così complesso? E per metterci d'accordo se mettere o no l'ascensore ci mettiamo anche 2 anni. Poi invece in emergenza ritiriamo sul palazzetto dentro il centro storico dell'Aquila o di Norcia, è uguale, in un battibaleno. Perché? Perché, e questo è il tema, c'è il bene comune e c'è l'interesse individuale, personale. E ahimè, quando c'è un'emergenza, non è che diventiamo improvvisamente tutti buoni, ci dimentichiamo dell'interesse personale e pensiamo al bene comune. Il bene comune è ricostruire quanto prima il centro storico dell'Aquila perché serve al paese, servirà anche il paese, ma quella è casa mia, voglio decidere io, come è giusto che sia. E allora capite bene che questa contemporanza di interessi diversi in emergenza esplode. Allora torno ai luoghi simbolo, Benzone, la Basilica di Colle Maggio all'Aquila, riaperta grazie al cielo il pieno di qualche mese fa, dal 2009, la Basilica di Norcia, altro simbolo storico del nostro territorio, anche qui scelta, è di qualche giorno fa l'annuncio del sindaco di Norcia, delle direzioni dei beni culturali, del ministro Franceschini, eccetera, eccetera, che aprire un concorso internazionale per la progettazione. È una scelta. Cosa fa la differenza? La differenza la fa trovare il modo in questi processi di far sentire le comunità parte delle scelte che si fanno, far sentire non per finta, ma davvero. Questo tema, che è il tema della partecipazione pubblica, che è un tema anche ordinario di nostra vita democratica, in emergenza diventa importantissimo. Fare scelte che vanno contro la comunità è perdente, ma richiamo tutti la vostra attenzione sul fatto che fare scelte condivise è un'operazione complicatissima.
Esempio dall'altra parte della penisola, Cerzeto, provincia di Cosenza, un piccolo paesino, peraltro complicato, con una comunità albanese molto forte. Una frazione di quel comune, la frazione di Cavallerizzo, colpita da una frana gigantesca nel 2005, se ricordo bene, si studia quella frana risulta essere una frana attiva. Apro parentesi, si dovrebbe fare un'altra conferenza su questo, ma quanto è illuminato quell'articolo 9 della Costituzione che mette il nostro patrimonio in relazione con lo sviluppo della cultura della ricerca scientifica e tecnica. Cavallerizzo è un esempio, la nostra migliore comunità scientifica e tecnica studia quella frana e dice: qui non si può ricostruire come era, dove era, perché i terreni sono instabili in una maniera pazzesca, è un'area a più elevato rischio sismico del paese con un rischio idrogeologico altissimo. Ricostruire vuol dire che fra qualche anno, non sappiamo quando, questo è il problema, perché se noi sapessimo come, dove e quando, nessuno lo farebbe. Non sappiamo quando ritornerà, che facciamo? Ripartiamo da capo? Si avvia un processo lunghissimo di concertazione con gli abitanti di Cavallerizzo per delocalizzare, non sono stati tutti convinti, quell'insediamento altrove. Si è fatto rispettando quelle che erano le tradizioni del luogo e oggi, grazie al cielo, si vive serenamente, e qui c'è il tema di sicurezza e bellezza, quanto si possono combinare insieme in un altro posto. 2 minuti ancora soltanto, per dirvi che questa è l'emergenza, c'è poi, come vi dicevo, ed è ancora più importante, il prima e il dopo. L'emergenza di protezione civile è il pezzo, quello che conosciamo tutti, semplicemente perché ci sono le immagini in TV, se ne parla sui giornali, ci sono i morti, ahimè, ci sono i territori devastati. Caspita, la protezione civile è una cosa importante. Nel 92, quando viene per la prima volta istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile da quel signore che da queste parti conoscete bene, che si chiama Giuseppe Zamberletti, che dopo il Friuli, dopo l'Irpinia, terremoto dell'80, dopo l'evento drammatico di Vermicino, il ragazzo Alfredino Rampi nel pozzo, pensate che cosa pazzesca, nel giro di un anno, meno di un anno, terremoto dell'80, 3 regioni coinvolte, 3.000 morti, un numero di feriti pazzesco, quindi l'evento grande per eccellenza e l'evento piccolo per eccellenza, un pozzo o un bambino. 2 eventi di protezione civile. Cosa hanno in comune? La straordinarietà dell'intervento. Questa è l'intuizione che ha Zamberletti. Perché Alfredino diventa un caso? Perché nonostante ci sia il mondo a disposizione, non lo si riesce a salvare. Col senno di poi, forse manca il coordinamento, forse non si chiamò chi doveva essere chiamato, lasciamo perdere nel rispetto della vittima e della sua famiglia. Fatto sta che ciò illuminò Zamberletti, con l'appoggio del grande presidente Pertini, nel istituire un servizio nazionale che si occupasse, quindi protezione civile anche prima e dopo, di previsione, prevenzione e di ripristino. E allora tutto quello che vi sto dicendo noi lo dobbiamo spostare al prima e al dopo. Che cosa si può fare per ridurre ordinariamente la vulnerabilità dei nostri luoghi, delle nostre strutture, ma oggi non parliamo di questo, del nostro paesaggio? Qualcosa si può fare evidentemente. La messa in sicurezza di un versante di frana oggi è un'opera che vale doppio, restituisce la bellezza a quel versante e mette in sicurezza le persone. Qual è il problema? Tempo, risorse, scelte. Vi posso dire cosa è più importante di queste 3 parole? L'ultima è una scelta che si deve fare. I soldi li vogliamo mettere dopo o li vogliamo mettere prima? Ma prima quanto consenso raccolgono? Poco forse. È un investimento, quello si chiama investimento. Allora c'è il tema della prevenzione. Qualche giorno fa a Santa Croce si è fatta un'operazione meravigliosa, un'esercitazione per mettere in sicurezza l'ultima cena del Vasari, che nel 66 insieme al resto di Firenze andò sott'acqua. Sapete quanto ci vuole oggi per tirare sulla cena del Vasari? Una persona in 11 secondi. Hanno messo su un sistema per cui semplicemente con delle leve il dipinto viene sollevato e l'acqua non arriva. Una banalità apparentemente, che rende però 2 cose contemporaneamente. Rende quel capolavoro sicuro e lo rende fruibile ogni giorno. Perché la differenza qual è? Noi possiamo fare un'altra cosa, e veramente chiudo, possiamo fare come la tomba di Tutankhamon. La chiudiamo perché gli scienziati si sono resi conto che dopo tutta questa frequentazione sta scomparendo. Che si è fatto? L'unica cosa fattibile in quel caso, l'abbiamo chiuso al pubblico. È un bene
salvaguardato. È lo spirito? Non credo che sia lo spirito di quello di cui stiamo parlando, no, magari attenzione, non sono un esperto, è l'unica soluzione possibile in quel caso, quindi va bene così, perché almeno gli scienziati lo guardano, i ricercatori lo riprendono e noi lo rivediamo in un altro modo, lo ricostruisco altro questo. Ho fatto un'iperbole per rappresentare qualcosa. Il tema finale è come tutto questo possa convivere con poi l'esigenza più importante sancita dall'articolo 9 e della cultura in generale, che sia comunque fruibile e che non sia qualcosa di statico e di rinchiuso. Ricostruzione vale lo stesso, si può ricostruire dopo una calamità stando attenti a che quella ricostruzione sia anche un modo non per ripartire da dove si era partiti, ma per migliorare, per fare un passo avanti. Allora, come capite bene, è un ciclo evidentemente complicato e questo ciclo riguarda sicuramente le amministrazioni, non c'è dubbio, portano una responsabilità enorme, ma permettetemi di dire, riguardano tutti noi, perché quel bilanciamento tra interesse individuale e bene comune appartiene anche a noi. La vostra bellissima piazza, che oggi ho visto meravigliosamente libera se non con il mercatino, ieri sera era piena di autovetture, che sicuramente risponde alla necessità della gente del posto di poter parcheggiare una macchina vicino rispetto al luogo che si deve andare ad abitare. Il visitatore, io che quindi non fruisco soltanto episodicamente dei posti belli, chiaramente avrebbe apprezzato molto di più una piazza libera. Questo come si concilia con l'interesse individuale? È tutto qua. Si tratta di scegliere, però questa scelta appartiene a tutti noi, non solo alle amministrazioni. Grazie. Molti temi molto stimolanti, direi soprattutto in questi nostri luoghi, su cui ci sarebbe molto da dire. Spero che avanzi qualche minuto per eventualmente qualche domanda. La dottoressa Postiglione ha parlato di emergenza, ha parlato di prima e dopo, ha parlato di gestione della prima emergenza, di una fase successiva, eccetera. Ha parlato anche di prevenzione, ha toccato l'ambiente, ha toccato l'assistenza alle persone, ha toccato i beni culturali. Diciamo, ha messo a tema tante questioni. Adesso la dottoressa Lungaracci parlerà di quella che è un modello organizzativo, visto che qui si parlava del tema delle competenze, del riparto di competenze, dei vari concetti che ruotano attorno all'articolo 9 e diciamo, l'intervento della dottoressa Lungaracci mostrerà come nella nostra regione sia adottato un certo modello amministrativo per, diciamo così, finalizzato alla tutela e alla conservazione dei patrimoni culturali. Quindi le cedo immediatamente la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io chiaramente permettetemi di ringraziare gli organizzatori e il comitato scientifico per l'invito che ci è stato rivolto. I nomi che stanno nel programma mi onorano della compresenza. Il professor Carmelli, spesso studiato, non che sia così giovane, dopo la laurea, no, io voglio dire dopo la laurea durante la mia attività amministrativa. Volevo fare una precisazione nella presentazione che mi riguarda, perché in questo periodo è meglio non sbagliare col curriculum. Non ho nessuna intenzione di fare il Presidente del Consiglio, ma per amore di verità, io è vero, lavoro da 25 anni in Friuli Venezia Giulia, sono a capo di pubbliche amministrazioni, soprattutto enti locali. E poi mi è capitato, questa è la seconda esperienza, di dirigere enti regionali. Tra gli enti locali si annovera il comune di Grado, il comune di Muggia, non il comune di Trieste, la provincia di Trieste. Sono stata a capo della provincia di Trieste, non il comune, spero che sia d'augurio, perché per me sempre un obiettivo è il capoluogo di regione. Quando mi fu rivolto l'invito, il tema sembrava ancora quello di patrimonio culturale, diciamo, e non con questa specifica relativa al paesaggio.
e quindi chi mi invitò mi disse quale migliore occasione per parlare di ERPAC e raccontare che cos'è questo ente che è nato in Friuli Venezia Giulia. Quando poi il tema si definì come paesaggio, ho detto ma io non mi occupo di paesaggio, cioè l'ente regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, forse anche questa è una segnalazione da fare, non si occupa di paesaggio, si occupa di istituti e luoghi della cultura, dei beni di musei, di archivi, di biblioteche, di luoghi storici che sono tutelati, all'interno dei quali si valorizza il patrimonio come le collezioni museali, le pinacoteche della regione. Perché parlare di ERPAC? Cioè perché questa necessità, a parte questo acronimo che non è neanche tanto musicale, l'ente non è conosciuto, parlavo prima anche col professor Dolce, insomma nel territorio ancora non è conosciuto, è un ente giovane perché non ha neanche 2 anni di vita, è stato istituito con una legge regionale del 2016 ed è un ente che non ha, non è duplicato in altre regioni, se non casi rari. Adesso sappiamo che la regione Puglia vuole un po' prenderlo a modello e ispirarsi. Per dirvi che cos'è l'ERPAC, di che cosa si occupa, mi piace comunque ricordare soprattutto perché la regione Friuli Venezia Giulia ha potuto costituire un ente con questo contenuto. Siamo rispetto ai temi, chiaramente la tutela del patrimonio è di competenza statale, siamo a livello di allocazione di funzioni amministrative, cioè la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. In Regione Friuli Venezia Giulia si è deciso di collocarlo in un ente strumentale della regione, perché l'ente è regionale, finanziato completamente dalla regione, però che ha al suo interno una serie di funzioni che non riguardano soltanto la gestione di istituti e luoghi di cultura, ma anche un'attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale, di apporto scientifico, di studio, di ricerca rispetto alla tutela del patrimonio culturale, di formazione. E quindi questa attività, il discorso della catalogazione, in Friuli Venezia Giulia esiste una scuola nell'ente regionale esiste una scuola di restauro che è accreditata, collegata all'università e quindi che rilascia titoli accreditati proprio per la conservazione. E diciamo che è stato proprio dagli eventi del 1976 che è partita l'esperienza Friuli Venezia Giulia in materia di catalogazione dei beni culturali e poi scuola di restauro. Quindi brevemente volevo ricostruire, dallo Statuto di Autonomia la Regione ha, in virtù dello Statuto di Autonomia, ha potestà legislativa esclusiva in materia di istituti e luoghi della cultura, musei, archivi, biblioteche di interesse locale. Con le norme di attuazione gli furono attribuite anche le funzioni amministrative nel 1975 in materia di questi istituti. In quella fase sono stati mantenuti alle funzioni amministrative dello Stato 6 importanti istituzioni culturali che abbiamo nel territorio, ovvero il Museo Archeologico di Aquileia, il Museo Archeologico di Cividale, la Biblioteca Statale di Trieste, la Biblioteca Isontina, la Galleria a Trieste e chiaramente il Museo del Miramare, che poi tutti istituti collocati come funzioni amministrative nei poli museali presso le sovrintendenze. Il Museo del Miramare poi con la riforma Franceschini è diventato soggetto anche autonomo. La prima norma dalla quale l'ente, l'ERPAC, ha trovato la possibilità di essere costituita è una norma di attuazione dello Statuto Speciale, che è il decreto legislativo 34 del 2007, dove si attribuisce alla Regione la possibilità di costituire un ente per il patrimonio culturale, per dare supporto appunto tecnico-scientifico alla catalogazione, alla conservazione e anche alla tutela dei beni librari, quindi una competenza che è tipica delle sovrintendenze. In regione autonoma la tutela dei beni librari non appartenenti allo Stato ce l'ha un ente regionale, adesso è confluito in
ERPAC. Inizialmente l'ente nasce con questi compiti, nasce nel 2015 e si chiamava IPAC, che aveva lo svolgimento di queste funzioni. Nello stesso tempo la Regione aveva un altro ente strumentale, perché la Regione è un ente di programmazione, chiaramente di legislazione e di regolazione, non è un ente che gestisce, per cui la proprietà di un compendio monumentale importantissimo che abbiamo in Regione, che è il compendio della Villa Manin. La Regione ha acquisito il compendio nel 1969, dopo un'accurata opera di restauro ha deciso, ricordo che la Villa Manin ha 8.500 metri quadri di stanze, affreschi, edifici storici, una cappella, un parco di 13 ettari, quindi, ecco, che adesso gestisce l'ente che dirigo, quindi non aveva mai gestito direttamente la Regione un patrimonio di questo tipo, aveva costituito un'azienda speciale che aveva lo scopo, appunto l'azienda speciale di Villa Manin, che aveva lo scopo di valorizzare, di gestire, di valorizzare il compendio, farne un centro di cultura regionale e anche di turismo. Quindi la situazione in Regione era la Regione con la potestà legislativa di regolazione, un ente regionale, l'IPAC, che si occupava di questa attività di studio, ricerca, catalogazione, e un'azienda speciale che curava uno dei più grossi compendi, diciamo, di patrimonio storico-culturale che erano in proprietà della Regione. La situazione cambia quando la Regione, nell'ultima legislatura si decide di superare le province. Il superamento delle province comportava la necessità di allocare le funzioni che facevano capo alle province. Quindi nel 2014 inizia questo percorso con una legge regionale, se così si può dire, a Costituzione invariata, nel senso che lo Statuto di autonomia non era stato ancora modificato. Lo statuto che diceva che l'ordinamento della regione si basa su province e comuni, adesso è diventato si basa sui comuni. Allora, in quella fase precedente la regione non avrebbe potuto, perché la legge sarebbe stata incostituzionale, svuotare completamente le province. Ha cominciato un'opera di svuotamento cosiddetto, di trasferimento delle funzioni dalle province alla regione in un caso, oppure le ancora costituende unioni territoriali intercomunali. In questa fase decide che le funzioni in materia di cultura che avevano le province passassero alla regione. In realtà io appunto ero in provincia, funzioni in materia di cultura vere e proprie le province ne avevano ben poche, avevano la valorizzazione dei beni del territorio. Però le province erano proprietarie di istituti e luoghi della cultura, erano proprietarie di musei, di biblioteche, eccetera. La proprietà di questi beni, la legge sul trasferimento delle funzioni, cosa prevedeva? Cosa vuol dire trasferire le funzioni? Che i compiti che prima svolge una determinata articolazione organizzativa dell'amministrazione o un ente, li svolga un altro ente. Trasferisco lo svolgimento di questi compiti e nella legge si diceva: si trasferiscono i procedimenti, si trasferiscono i fascicoli, le risorse umane, le risorse finanziarie, si trasferiscono i beni che sono collegati all'esercizio di quelle funzioni. Quindi il trasferimento delle funzioni in materia di cultura dalle province alla regione ha comportato il trasferimento alla regione di istituti di luoghi che fanno parte del patrimonio culturale. Un esempio tra tutti, il complesso dei musei provinciali, ex musei provinciali di Gorizia, che ha un palazzo Artemis con la Pinacoteca, una serie di edifici storici, Marco Castello col Museo della Moda e delle Arti Applicate, col Museo della Grande Guerra, è arrivato alla regione il Palazzo Tullio Altan di San Vito al Tagliamento, con all'interno del Museo Etnografico, e la gestione dei luoghi più disparati, il Faro della Vittoria a Trieste. Quindi chiaramente la regione non poteva completamente trasformarsi in ente di gestione e quindi decide per la gestione di questi beni di istituire un ente.
nell'ottica di semplificazione non può aggiungere un ente ai due che vi dicevo esistenti, cioè all'IPAC e all'azienda speciale di Villa Manin, ma crea l'ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale, nel quale confluiscono le funzioni che aveva l'IPAC, che quindi si scioglie, le funzioni dell'azienda speciale, più la gestione di tutti questi istituti e luoghi della cultura di qualche regione. Il percorso di superamento delle province, almeno delle 3 province che sono state superate, perché quella di Udine ha il procedimento di liquidazione ancora in corso, si è concluso, diciamo, con gli atti di liquidazione nell'ottobre del 2017. Nel frattempo lo statuto chiaramente di autonomia è stato modificato con la legge costituzionale 1 del 2016 e quindi la Regione ha potuto emanare una legge dove si diceva si può procedere al superamento, quindi la definitiva liquidazione, e quindi nel momento in cui ci fu la liquidazione ulteriori beni appartenenti al patrimonio delle province che la Regione acquisiva in pratica li ha trasferiti e assegnati in gestione all'ERPAC. E qui diciamo avevamo trovato il filo conduttore del mio intervento rispetto a quello della dottoressa Postiglione. Qui nasce l'emergenza, il terremoto che nasce dalle modifiche degli assetti istituzionali, senza voler dare al concetto di terremoto una connotazione, voglio dire, negativa come quella dell'evento calamitoso, cioè è un fatto inevitabile. Immaginate, a volte quando si liquida una società ci vogliono 2 anni, immaginate cosa significa liquidare un ente come una provincia con tutte le attività, i rapporti in essere, quello che ne deriva. La grossa difficoltà, cioè l'emergenza che ha vissuto l'ente che dirigo, che sta tuttora vivendo, è perché noi questi beni ci sono stati attribuiti nell'arco di ultimi ancora il 31 dicembre del 2017. Ora poi, per farvi un esempio, a tutti noi ci è capitato di cambiare casa. Immaginate quando cambiate casa il fatto di intestarvi tutte le utenze precedenti, di cambiare i fornitori, diciamo dei servizi, di energia, eccetera. Questo problema l'ente Federico l'ha avuto in momenti differenti. Io parlo di circa 35 beni complessivamente intesi, ma di portata appunto come uno di quelli che vi ho descritto, che provenienti da soggetti differenti, ognuno dei quali poteva avere un fornitore di energia diverso, una gestione diversa, e quindi mentre noi quando cambiamo casa possiamo affidarci al fornitore che vogliamo, un soggetto pubblico ha bisogno di seguire determinate procedure. Confesso, non le ho sempre seguite, nel senso che ho dovuto fare invece una scelta perché poi quando parliamo di patrimonio culturale non parliamo soltanto dell'utenza elettrica o dell'utenza, voglio dire, telefonica, parliamo di garantire i presidi di sicurezza del patrimonio culturale, parliamo delle telecamere, parliamo degli istintori, della manutenzione degli istintori, sono cose pratiche, però questi beni, nel momento in cui l'ente li deve gestire, li deve valorizzare, deve garantire a questi beni l'accessibilità, la fruizione, deve organizzare eventi espositivi, deve fornire garanzie ai prestatori. Noi abbiamo organizzato una mostra internazionale con prestiti provenienti dai musei della Russia e dobbiamo garantire a chi ci presta le opere che dove vengono collocate è tutto a posto. Quindi in questa emergenza ho usato la proroga tecnica che è sconosciuta al mondo degli affidamenti di fondo, però insomma questa era la difficoltà. Mi sono anche posta il problema, cioè l'idea, dice, ma forse quando ci sono le emergenze esistono delle discipline derogatorie, no? Quando in emergenza bisogna attivarsi esiste proprio una norma sulla deroga al codice degli appalti.
sinceramente in presenza di questa emergenza noi non abbiamo potuto godere di discipline derogatorie. Peraltro la Regione Friuli-Venezia Giulia, pur avendo potestà legislative in materia di enti locali, quindi decidere assetti di questo tipo diversi, non può procedere a deroghe alle normative sui lavori pubblici che si rifanno a potestà legislative afferenti allo Stato. Per cui la difficoltà è stata questa dell'emergenza e la necessità di bilanciare appunto l'interesse di avere il bene in corretto stato, perché poi ecco, a questo volevo collegarmi anche a quello che ha detto la dottoressa Postiglione con riferimento al discorso della prevenzione. La prima forma di tutela è la prevenzione. Quindi anche parlando in questione del professor Tolso mi disse quali sono i compiti dell'ente dell'ERPAC rispetto invece alle emergenze tradizionali. Essendo deputati alla gestione del bene e alla manutenzione ordinaria, quindi noi sicuramente ci dobbiamo occupare della prevenzione. In questo c'è anche da dire che si inserisce un ulteriore problema rispetto agli assetti di chi è la responsabilità, perché l'ERPAC è un ente strumentale della Regione. Quindi all'ERPAC è attribuita la gestione per la valorizzazione di questi beni, che comprende anche la manutenzione ordinaria, ma la manutenzione straordinaria, cioè anche quella che interessa gli interventi di struttura dei beni, appartiene alla Regione l'ha tenuta, perché il patrimonio è di proprietà della Regione, non gli è assegnato per la gestione. Quindi lì poi se vogliamo parlare di soluzioni possibili, io personalmente, essendo appunto soggetti che poi hanno sempre operato con le responsabilità e con la necessità di individuare chi fa che cosa, perché appunto come poi si trova sempre quando succede qualcosa solo ai fini della responsabilità, io sarei per concentrare anche la proprietà dei beni in enti strumentali, insomma di attribuire tutta la responsabilità ad un soggetto, perché è sicuramente molto più semplice. Quindi l'ERPAC come soggetto gestore della proprietà si deve occupare della manutenzione, occupare la manutenzione ai fini della prevenzione. Dopodiché, rispetto agli eventi diciamo all'emergenza tradizionale, noi facciamo i soggetti che attivano, non abbiamo altri compiti, no? Nel campo diciamo di questa forma di intervento ci hanno insegnato la tempestività e la sinergia, quindi in presenza di eventi di un certo tipo anche attivare. Volevo ricordare che nel 2016 la Regione, la Protezione Civile regionale e la Soprintendenza dei beni hanno stipulato un accordo nel maggio del 2016, proprio in occasione della ricorrenza dei 40 anni dal terremoto, per un accordo di collaborazione per la salvaguardia dei beni culturali in caso di terremoto, dove praticamente c'era la collaborazione per la formazione dei volontari e come si può intervenire esatto nelle attività successive a questo intervento. Mi piace, quindi chiudo diciamo ispirandomi a una frase che ho letto proprio nelle slide di uno di questi convegni che hanno organizzato e che hanno spiegato, dove poi anche il nostro ruolo, il ruolo di ERPAC, che può supportare assolutamente come sistema di approccio alla conservazione del bene culturale. Sono andata a guardare le slide di questo corso e la prima slide riportava una frase di Victor Hugo, diceva: in un edificio, perché appunto il mio ente si occupa di edifici diciamo culturali, quel patrimonio di beni mobili eccetera,
In un edificio dice si hanno due cose, il suo uso e la sua bellezza. Il suo uso appartiene al proprietario, la sua bellezza appartiene a tutto il mondo.